Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Anche quella di oggi è una puntata che guarda all'attualità. Questa sera parleremo delle nuove famiglie che si vengono a creare, che sono ormai una realtà, ma vedremo quanto spazio c'è per loro nella nostra società. E poi invece parleremo di famiglie che si trovano purtroppo quotidianamente a combattere contro una durissima patologia. Iniziamo subito però questa serata parlando di coppie di fatto e genitori e famiglie omogenitoriali. Allora do subito il benvenuto alla nostra ospite, Rosaria Iardino, responsabile del Forum dei Diritti P di Milano. Buonasera. Ciao. E benvenuta. Buonasera. È un piacere averti qui perché con te si parla sempre di sociale, di quello che sta cambiando nella nostra società e di quanto noi siamo pronti ad accoglierlo. Ahimè, non siamo mai molto pronti, soprattutto a livello istituzionale. Ma infatti devo dire che gli italiani sono molto più avanti rispetto alla politica. Come italiani intendiamo tutti noi in questo studio, Certo. a differenza dei nostri 900 parlamentari che hanno molti timori. Le nuove famiglie sono una realtà, cioè non è che stiamo dicendo un qualcosa che avverrà, ma è un qualcosa che riguarda la nostra società. Nella città di Milano abbiamo delle famiglie monoparentali, cioè un adulto con un bambino che supera ormai il 40%. Nel paese abbiamo più del 60% dei cittadini italiani che sono favorevoli alle unioni civili tra eterosessuali e omosessuali. Abbiamo decine di migliaia di bambini che già vivono in famiglie omogenitoriali e solo quello che si chiede è normare quello che già sta accadendo nella nostra società, certo, che già c'è. Ovviamente noi cercheremo questa sera di parlarne da un altro punto di vista. Allora noi parliamo di coppie di fatto, eterosessuali o omosessuali, poca differenza facciamo per quello che vogliamo raccontare, perché questa sera vogliamo coinvolgere in questo discorso i bambini che già ci sono, i bambini che ci potranno essere. Allora cerchiamo di guardare un po' dal loro punto di vista, di metterci dalla parte loro, perché noi sappiamo che nonostante la Costituzione riconosca la famiglia quando istituita sul matrimonio, allora è una famiglia naturale, altrimenti no, e non ci siano quindi tantissimi diritti. Vediamo però quando poi un bambino c'è, lui che diritti ha, che colpa ne ha se è nato in una famiglia non sposata, in una famiglia dove ci sono magari due mamme e due papà. Partiamo subito da una famiglia che ha deciso di non sposarsi ma vive insieme, vuole stare insieme e così è. Guarda, io parto dall'articolo della nostra Costituzione che è bellissimo. Io credo noi abbiamo la Costituzione più bella del mondo. I nostri padri costituenti non hanno mai scritto, perché non c'è scritto, che la famiglia è basata su un uomo o su una donna. Hanno scritto sulla famiglia, prevedendo delle forme diverse di famiglia. Tanto è vero che la nostra Carta Costituzionale è molto oltre all'anno in cui è stata scritta, parliamo del 46-47. Io oggi voglio rivendicare un diritto che è quello dei bambini, perché forse noi adulti sbagliamo a volte e rivendichiamo il diritto degli adulti. Mia figlia nata il 20 di novembre. Questa bambina non ha il diritto di avere il mio dovere come genitore di prendermene cura. Perché se io domani decido che lascio la mia compagna, io non ho nessun dovere giuridico nel mantenimento di questa bambina che abbiamo voluto insieme. Siamo andati all'estero a fare la procreazione medicalmente assistita, cioè quel progetto per far nascere nostra figlia è un progetto condiviso dall'inizio. Però nel momento in cui nascerà perderà il diritto di poter chiedere a me di prendersene cura. E io questo dovere lo voglio e mia figlia ha il diritto di avere dei diritti. Quindi proviamo a ribaltarla un po', anche nelle unioni civili tra gli eterosessuali, bambini che si trovano con un compagno dove non sono uniti da matrimonio. Il diritto di una coppia eterosessuale di unirsi in un ordinamento giuridico che si chiama unione di fatto, che in realtà dà diritti ma dà anche doveri. Allora, questo è il vero punto, senza poi contare che secondo me non si può non tener conto dell'evoluzione della nostra società. Io vi dico due problemi pratici che potrei incorrere. Mia figlia sta male, io in ospedale, se la mia compagna dovesse essere fuori per lavoro, io non potrei decidere se effettuare un intervento chirurgico.
Devo andare a prendere mia figlia a scuola, che non è un mio diritto ma è un mio dovere, io avrei bisogno di una delega. Allora, parliamo di amore. L'amore si basa non solo esclusivamente sul diritto ma sul dovere. Io oggi voglio fare una battaglia, la vogliamo fare, sul dovere di chi si assume la responsabilità di mettere al mondo un figlio che non è un giocattolo. Assolutamente no. E quindi su questo io credo che è una strada nuova, poi gli italiani sono pronti su via. Ecco, sono pronti, però c'è da dire che sono pronti da tanto, perché se noi guardiamo indietro, nel 93 addirittura il Comune di Empoli aveva istituito un registro italiano delle convivenze, che poi è stato però abolito, però invece poco tempo fa ci spostiamo in Veneto e i giudici del TAR avevano dato alle coppie di fatto il diritto di pagare meno un asilo. Certo. Lì si è insorti, non andava bene più a nessuno, meramente per una questione economica. Certo. Allora qualche cosa va rivisto, perché noi comunque siamo pronti, ma poi se si dà qualche possibilità, invece di capire che magari è un piccolo passo avanti per dare dei diritti ai bambini, bene, sono dei doveri per i genitori, ma un Certo. piccolo passo avanti per i diritti che dicevi tu dei piccoli, insomma dobbiamo forse fare un passo indietro, noi che siamo abituati a delle famiglie normali istituite sul matrimonio, avere la vita forse un attimo meno facile. Io tra l'altro voglio dire che nel momento in cui Anita andrà all'asilo, io e Chiara faremo cumulo di reddito, quindi pagheremo il massimo, e che è giusto. Però nel momento in cui io devo andare a prendere mia figlia a scuola ho bisogno di una delega. Certo, qua c'è Però una cosa potrei di strano. sfatare un attimo il mito su questo termine matrimonio. Noi siamo abituati come italiani a pensare al matrimonio religioso e su quello nessuno mette in discussione che a seconda della professione religiosa uno possa o meno. Però il matrimonio significa l'unione tra due persone. Noi siamo spaventati da questo termine, non dal contenuto che questo termine rappresenta. È ovvio che io sono per il matrimonio gay, ma io sono per il matrimonio con norma giuridica. Cioè, voglio andare al mio comune e potermi sposare con la mia compagna assumendomi tutti i doveri e tutti i diritti che un, diciamo, contratto, tra virgolette, di questo tipo Ogni responsabilità, comporta. certo, Brava. con una presa di Per cui noi coscienza abbiamo di questo paura un tipo. po' del termine matrimonio, però provate a ragionare. Matrimonio vi viene in mente subito la chiesa, il banchetto Certo. e quant'altro. Allora io sono per il matrimonio perché anch'io voglio fare il banchetto. Anch'io voglio avere l'opportunità di fare una festa perché decido di unirmi a un'altra persona che amo. Nulla a che vedere però col matrimonio spirituale, Certo, ecco, esatto. che sono due cose distinte e separate. Ecco, questo è importante ricordarlo, perché tante volte la gente insorge perché si pensa che si voglia andare contro a dei valori che sono quelli del credo. Non è così, non è quello, è una presa di responsabilità, di coscienza, è un modo per assumersi i propri doveri in una società. E allora, visto che stiamo parlando nello specifico di coppie omosessuali, torniamo ai loro bambini, perché ti è detto di tutto. Allora io questa sera vorrei eliminare tutte delle false credenze che ci sono in giro, sono tantissime voci. Allora, i bambini dei gay non diventeranno mai degli adulti etero perché avranno avuto un esempio sbagliato. I bambini dei gay non potranno sviluppare una personalità abbastanza salda perché anche lì avranno avuto un esempio sbagliato. Io vi vorrei dire che ci sono stati degli studi, allora, della più grande associazione psicologica, che è un'associazione americana, che ha detto che invece identità sessuale, quindi di genere e di orientamento sessuale, sviluppo personale, personalità, condotta, non cambia, è assolutamente regolare, e i figli di gay e lesbiche vivono relazioni sociali normali, sia con i loro coetanei che con gli adulti, per cui non vogliono riproporre quello che hanno visto nella loro famiglia perché così è, anche perché diciamo che quando si cresce un bambino di base lo si fa con amore, per cui gli si vuole dare una forma, insomma, di bene, non gli si vuole mica imporre qualche cosa, se no non potremmo pensare neanche a dei bambini che fanno un lavoro diverso da quello dei genitori, no? Io direi che ribalterei il problema sui bambini che hanno tendenze violente. Esatto. Allora, noi sappiamo che per quanto riguarda la violenza di genere, purtroppo i bambini, soprattutto maschi, ripetono quello che vedono in casa. Allora, sulla base di questo è ovvio che l'ambiente domestico influenza tantissimo la crescita di un bambino. E d'altra parte però devo dire che le coppie etero, le coppie omosessuali che cercano un bambino, che vogliono un bambino,
e lo fanno molti eterosessuali con la fecondazione medicalmente assistita. Lo fanno perché cercano un bambino al quale dare amore. Poi nessuno è perfetto. Io credo che fare il genitore sia uno dei compiti più difficili. Io lo vedo, noi abbiamo un'altra bambina e lo vedo che è una cosa difficilissima. Tra l'altro io mi sono scoperta molto più conservatrice di quello che ero, per cui se va a scuola con i leggings, va a scuola, io ho una sorta di conservatorismo che non avrei mai pensato. Detto questo, quello che a me inquieta è che non è ridotto il tasso di suicidi. Cioè, non solo non c'è una variazione dell'identità di genere in questi studi, non c'è una variazione dell'orientamento sessuale. Quello che a me preoccupa è come mai non abbiamo un minor numero di suicidi rispetto alle coppie, diciamo, eterosessuali, non normali eterosessuali. Va di per sé che, insomma, se io sono una donna violenta o un uomo violento, lo sono sia che sono omosessuale sia che sono eterosessuale. Ovviamente se si incontrano delle problematiche, Quindi quelle si riproporranno, è ovvio, è normale. C'è un'altra credenza terribile, secondo me, che va sfatata, e questo mi spiace perché è stata una mala informazione, dove si pensa che i maggior casi di pedofilia avvengano da parte di omosessuali maschi. Ecco, questo non è vero. Ci sono degli studi, ma anche le statistiche nostre italiane, che purtroppo dicono che il pedofilo ha più un orientamento eterosessuale, senza per questo colpevolizzare dall'altra parte. Però il punto è: non è possibile buttare sugli omosessuali tutti quegli aspetti negativi. È soggettiva, la persona, se ha subito violenza, che sia etero e sia omosessuale, e non viene accolto dalla nostra società, probabilmente ripeterà l'atto che ha subito indipendentemente dall'orientamento sessuale. Quindi dobbiamo ricordarci assolutamente di considerare le persone a sé stanti per come sono, non considerare il genere, non considerare da che famiglia vengono, non è questo che fa la differenza. La differenza è ricordarsi che se si fanno delle scelte, la scelta di convivere con delle persone, con un'altra persona, la scelta di avere dei figli, sono scelte che vanno fatte in consapevolezza, e bisogna trovare dalla parte dello Stato la possibilità di portare avanti una scelta comunque bella, difficile, costosa, concreta, insomma non è facile. Allora Rosaria, io ti ringrazio perché ci permetti sempre di parlare direttamente con le istituzioni, di riportare i pensieri del pubblico, di chiarirli e poi di riferirci insomma alla nostra società intera. Io con te la prossima volta vorrei continuare a parlare di bimbi, magari parliamo anche di adozioni, se hai voglia, perché ci sono tantissimi bambini che hanno bisogno e sono lì che aspettano, perché un genitore single, un genitore anche lì omosessuale non va bene, e vabbè, meglio i bambini fuori dagli istituti che negli istituti. Esatto, allora per la prossima volta ci vediamo per parlare di questo. Ti ringrazio tantissimo Rosaria, ringrazio anche voi, adesso state con noi perché dopo un pochino di pubblicità scopriamo una patologia che è meglio veramente conoscere. A tra poco.